Mi sentite? Sì, adesso mi sentite. Allora, buonasera a tutti e oggi abbiamo un relatore, il professor, grazie professore, sì, professore Liberato di tecnologia, che ci parlerà di un argomento, diciamo, molto molto interessante, sicuramente diciamo, di interesse recente, potremmo dire relativamente recente, anche se poi se vedete il sottotitolo di questa conferenza, ti danno cristalli dai Romani al Nobel 2023. Ma sicuramente la scienza se ne è interessata in questi ultimi tempi e parla affascinante chimica dei quantum dots. Cosa sono questi quantum dots? Sono dei punti quantici, dico giusto? Cioè praticamente parlerà di monocristalli, cioè meglio di nanocristalli di piccolissime dimensioni che hanno proprietà molto particolari e molto promettenti nel campo, per esempio, dell'ottica, e qua c'è una figura che ci fa vedere già questo, nel campo della medicina e sicuramente in un futuro prossimo ci saranno anche altre interessanti applicazioni di questi quantum dots. Due parole sul professor Liberato Manna. Liberato Manna si laurea a Bari e ottiene il dottorato a Bari e poi si trasferisce alla Berkeley University dove fa un postdoc. Rientra dopo qualche anno dagli Stati Uniti e si impiega comincia a lavorare presso il Centro di Nanotecnologie di Lecce e di lì si trasferisce successivamente all'Istituto Italiano di Tecnologia dove comincia a lavorare, continua anzi a lavorare appunto su questo tipo di argomento. È il referente per quanto riguarda la nanochimica dell'Istituto Italiano di Tecnologia, ha un'importante produzione scientifica con numerosissimi, potremmo dire così, diciamo, pubblicazioni e numerosissime anche citazioni. È conosciuto a livello mondiale e ci fa molto piacere averlo oggi con noi che ci parla appunto di questa affascinante chimica dei quantum dots. Prego. Grazie. Grazie a tutti, onorato di essere in questo luogo. Oggi parleremo dei quantum dots. Sicuramente sapete che il premio Nobel per la chimica nel 2023 è stato appunto dato per la scoperta e la sintesi dei quantum dots. A queste tre persone, Munjiba Wendi, Louis Bruce e Alexei Ekimov. E magari vi sarete chiesti cosa sono questi quantum dots, no? E magari avete fatto una ricerca online o comunque avete visto dei comunicati stampa e magari avrete visto delle immagini un po' così strabilianti, di colori, di palline, ma magari non tutti ci hanno capito qualcosa. Ok, quindi adesso cerchiamo di capire cosa sono i quantum dots. Innanzitutto i quantum dots sono semplicemente dei cristalli molto molto piccoli, e quando parliamo di cristalli a noi ci vengono in mente degli oggetti fatti così, ok? Oppure un fiocco di neve, oppure un pezzo di metallo, ok? O i cristalli di burro di cacao, o i cristalli che sono contenuti nei gusci delle conchiglie, ok? Quindi materiali di origine anche biologica. Beh, per un chimico, per un fisico, un cristallo è essenzialmente un insieme molto ordinato di atomi. Ok, qui avete ad esempio un filmato che mostra la simulazione del processo di cristallizzazione dell'acqua. Ok. Oppure il processo di crescita di un cristallo di neve. Va bene? Un nanocristallo non è altro che un cristallo in cui o per ragioni, diciamo, naturali o per ragioni, diciamo, decise dall'uomo, ha smesso di crescere quando era ancora molto piccolo. Ok? Diciamo così. Questi sono dei nanocristalli che, ad esempio, sintetizziamo nei nostri laboratori. Li si può vedere solo con un microscopio elettronico molto potente. Se zoomate in questi nanocristalli, vedrete degli atomi. Ok? Quindi, per capire quanto grande è un nanocristallo,
dovete pensare di fare una proporzione fra un nanocristallo e un pallone di calcio, e un pallone di calcio è l'intera Terra. Ok? Questo vi dà un'idea di quanto piccolo è un nanocristallo. Ok? I nanocristalli ci hanno accompagnato sin dagli albori dell'umanità, perché gli uomini hanno utilizzato nanocristalli innanzitutto di origine biologica, come i nanocristalli di fosfato di calcio presenti nei denti, o gli opali, che sono nanocristalli di, o diciamo le conchiglie, che sono nanocristalli di carbonato di calcio molto ordinati, oppure gli opali, che sono nanocristalli di silice molto ordinati, e quel colore che vedete deriva dall'interazione della luce con questo sistema molto ordinato di cristalli. Ok? In realtà, diciamo, queste sono, diciamo, cose che l'uomo ha trovato in natura e in qualche modo ha utilizzato. Ma la produzione di nanocristalli, senza che l'uomo lo sapesse, inizia dall'età del bronzo. Insieme all'età del bronzo, insieme, diciamo, alle tecnologie per lavorare i metalli, si sviluppano le tecnologie per, ad esempio, le ceramiche a lustro. Ok? E se andiamo a vedere, ad esempio, in Italia, in questa località frattesina di Fratta Polesina, in provincia di Rovigo, si trovano queste perline, ok, dell'età del bronzo, che sono striate di rosso e di verde, ok? Allora, il verde deriva da un minerale di rame, ok? Va bene? Mentre il rosso, attenzione, è dovuto a nanocristalli di rame metallico come inclusioni all'interno di questa perlina. Quindi chi ha fatto queste perline conosceva già una tecnologia per ridurre localmente il rame da rame ione a rame metallico. Ok? Un altro esempio di tecnologia, qui si va già ai Romani, è la coppa di Licurgo. La coppa di Licurgo, se voi la illuminate con una lampada, la luce che vi riflette è di colore verde. Okay. Se invece la lampada la mettete dietro la coppa, quindi vedete la luce trasmessa da questa lampada, la lampada è rossa. E questo è dovuto al fatto che dentro quel vetro ci sono nanocristalli di metallici di rame e di oro. Il rame riflette bene la componente del verde e l'oro fa passare bene la componente del rosso. Ovviamente i romani che facevano questa roba non sapevano tutto questo, avevano delle tecnologie e le applicavano. Qui vedete ad esempio dei nanocristalli all'interno, cioè non sono proprio quelli presi dentro la coppa, però quella è la dimensione. E l'idea qui è che in un metallo, gli elettroni che sono presenti in un metallo sono liberi di muoversi, ok? Questi elettroni che cosa fanno? Se investiti dalla luce, che è una radiazione elettromagnetica, che ha una certa frequenza di oscillazione, iniziano ad oscillare con la stessa frequenza di oscillazione della luce e in questo modo sono in grado di interagire fortemente con la luce, assorbendola e magari riflettendola e dando a delle particelle di metallo molto piccole un colore che è caratteristico di ogni metallo. Di solito questo colore non è nel visibile, per ad esempio per l'oro questo colore è rosso. Ok? Ora, qui vedete un esempio di fabbricazione in tempo reale di nanoparticelle di oro. Sotto c'è una lamina di oro che viene colpita da un laser ad alta potenza che quindi praticamente fa un'esfoliazione dell'oro e quindi lo riduce in piccoli frammenti e quindi stiamo producendo in tempo reale delle particelle di oro che sono rosse. Ora, dovremmo arrivare però a Maxwell, Thomson e Mie per cercare di capire perché c'è questo comportamento. Questo signore qui, che è Thomson, che è un archeologo, praticamente ha scoperto le città di Ur e Ninive in Iraq e ha tradotto delle tavolette di argilla, ok? E in queste tavolette di argilla
ha tirato fuori delle ricette per fare dei coralli artificiali, in cui fondamentalmente si mescolano ad esempio vetro, stagno, antimonio, salnitro e oro. Tutte mescolate insieme danno luogo ad un colore rosso, che in realtà è il colore dell'oro nanocristallino. Ok? La stessa ricetta è stata di fatto riproposta in un manoscritto medievale del 1250, che è il lapidario di Alfonso X il Saggio. Adesso non vi sto a, diciamo, crogiolare con i dettagli di questo, diciamo, manoscritto. Sta di fatto che più o meno gli stessi componenti che si trovano in quella tavoletta assira di tanti anni prima di Cristo si ritrovano nel Medioevo, e un componente importante è l'antimonio. Ok? Perché questo? Perché di fatto in questo processo fondamentalmente di formazione di un vetro, ok? Qui si prende questo minerale, lo si sminuzza, lo si mescola col miele, lo si deposita su, lo si mescola con praticamente il vetro, viene portato a fuoco, sciolto, e si sviluppa una colorazione rossa, ok? Um, In questo caso in realtà la colorazione è dovuta all'argento, ok? E il processo chimico che avviene all'interno di questo, diciamo, di questo vetro fuso è molto interessante. Qui abbiamo ioni argento che vengono ridotti ad argento metallico. In teoria è riducente il monossido di carbonio, ma in realtà non è questa reazione quella che avviene direttamente. La reazione che avviene è praticamente l'antimonio 5, ok, che arriva in superficie, viene ridotto dal monossido di carbonio, diventa antimonio 3 e ritorna all'interno del vetro come antimonio 3 e viene poi ossidato dall'argento, che diventa argento metallico, ok? E l'antimonio diventa antimonio 3, 5 nuovamente, e rimigra in superficie e ricompie questa reazione di riduzione. Ok? Quindi l'antimonio è molto importante per avere questa riduzione dell'argento ad argento metallico. Ovviamente queste robe nel Medioevo nessuno le capiva, no? Nessuno le sapeva. È interessante anche vedere come la tecnologia di questi mastri, ok, si spostasse a seconda delle varie condizioni geopolitiche del luogo. Allora, le ceramiche a lustro, che appaiono intorno al IX secolo, sono prima appannaggio di mastri vetrai che lavorano, diciamo, nell'odierno Iraq, ok? Ed erano al servizio della dinastia degli Abbasidi. A un certo punto ci sono delle crisi, diciamo, il califfato si splitta, il potere passa in mano ai Fatimidi, che governano tutta l'Africa, diciamo, del nord e soprattutto in Egitto. Le ceramiche a un certo punto compaiono in Egitto, quindi i mastri vetrai si spostano cercando condizioni migliori al seguito, diciamo, delle corti e si spostano in Egitto. A questo punto, intorno al XII secolo, ci sono le crociate, c'è un cambio di potere in Egitto, il Saladino prende il potere e i mastri vetrai si spostano in Spagna, ok? Quindi in Spagna si stabiliscono stabilmente a Cordova, dove rimangono fino al 1800, fino al XVIII secolo. Um, Però ovviamente quello che succede è che nel 1492 c'è la Reconquista spagnola, i regni di Aragona e Castiglia prendono saldamente il comando della Spagna, i mastri vetrai si spostano, ok, e finiscono nel nord Italia soprattutto. Qui c'è il Rinascimento, ad esempio c'è una scuola molto famosa a Gubbio, questo lustro policromo di Giorgio degli Andreoli è fatto con le ceramiche a lustro utilizzando queste stesse tecnologie che dal mondo arabo si sono spostate via via nei secoli. La stessa tecnologia la ritroviamo nelle vetrate colorate, ok?
che adornano le chiese. Qui ci sono vari tipi di metalli prodotti appunto attraverso reazioni di dissoluzione dei polveri metallici, di ossidi metalli nell'oro, nel vetro, portati a fuoco e si sviluppano questi nanocristalli molto piccoli che danno queste intense colorazioni ai vetri. Durante la Rivoluzione francese e subito dopo, il direttorio cercò di recuperare un sacco di oro, ordinando di distruggere molte di queste vetrate. Poi si scoprì che in realtà in molte di queste vetrate c'erano solo nanocristalli di rame. La quantità di oro era piccolissima, quindi per fortuna si sono fermati subito. E, ovviamente questa è tutta opera di artigiani, no? Cioè non c'è nulla di conoscenza scientifica, sono ricette che di fatto si tramandano dai tempi degli Assiri fino al Medioevo. Però ovviamente comincia nel Medioevo l'alchimia. Questo alchimista persiano, Al-Razi, ad esempio, nel IX secolo scopre una serie di acidi minerali, come l'acido solforico e l'acido cloridrico, è una miscela dei due che lui chiama acquaregia, che finalmente permette di dissolvere l'oro. Ok, l'oro che era considerato un metallo nobile e assolutamente indistruttibile, per la prima volta viene dissolto da una miscela di acidi. Giorgio Agricola nel 1530 fa conoscere al mondo occidentale tutte le ricette del mondo arabo perché praticamente le mette insieme ad altre conoscenze e scrive il primo testo di metallurgia, ok, De Re Metallica, che è un testo molto importante perché quel testo influenzerà poi l'evoluzione della chimica di là a venire. E Glauber nel 1659, un po' sfruttando queste conoscenze, riesce da dei sali di oro, ok, a produrre nanoparticelle di oro, questa volta finalmente in acqua. Questo è un passo molto importante perché produrre delle particelle in una soluzione ci permette poi, in un liquido, di manipolarle molto meglio. E questo un po' segna, se vogliamo, l'alba davvero di una nuova scienza. Questo processo di Glauber di sintesi delle particelle di oro disperse in acqua è quello che genera il cosiddetto porpora di Cassio. Okay? Cassio in realtà è un chimico tedesco che non ha inventato nulla, okay? Ha affinato questa sintesi di Glauber e poi sapientemente l'ha diffusa diciamo, in tutto il mondo occidentale. E questa reazione qui della formazione di oro metallico a partire da un sale di oro ed un sale di stagno 2 è un po' ricalca molto la ricetta degli Assiri in cui c'era anche lo stagno e la ricetta che abbiamo visto nel manoscritto medievale in cui l'antimonio viene utilizzato come riducente. Qui abbiamo un sale di stagno, lo stagno nello stato di ossidazione 2+, che reagisce con l'oro, gli cede altri 2 elettroni, ok? Si ossida a stagno 4+, e questo oro che si riduce passa da uno ione oro 3+, a un elemento neutro e quindi diciamo, dà luogo a un processo di cristallizzazione di una particella di oro. Questo processo poi ulteriormente sviluppato permise ad esempio a Johann Kunkel nel 1680 di produrre in maniera massiccia oro, le particelle di oro, e di includerle nei vetri e quindi da quel momento in poi si va verso una produzione semi-industriale di praticamente di vetri colorati, fondamentalmente rosso, dovuti all'inclusione di oro. Ora, ma non si sapeva ancora quale fosse la ragione di questo colore rosso e quale fosse la ragione di tutte queste tonalità dal rosso al violetto che si potevano ottenere a seconda delle condizioni di reazione. Bisogna arrivare nel 1857, ok? Perché Faraday, nel mezzo della contesa nel mondo della fisica fra vari scienziati riguardo la natura della luce, cioè la luce è ondulatoria o corpuscolare?
E quindi c'erano due scuole di pensiero, c'erano tutta una serie di esperimenti e Faraday voleva fare degli esperimenti in cui voleva far passare la luce attraverso lamine di oro sempre più sottili. Quindi iniziò a battere delle lamine di oro meccanicamente, poi iniziò a corroderle con degli acidi e in questo processo ovviamente cominciò a formare delle particelle di oro in soluzione. E con la conoscenza di tutto quello che c'era stato prima e con ovviamente le conoscenze più avanzate del XIX secolo, Faraday iniziò ad abbozzare un'ipotesi e lui disse probabilmente esistono tutte le sfumature dal blu al rosso di una tinta simile a quella ottenuta dagli artigiani che colorano il vetro con l'oro. Non riesco a immaginare altra differenza che la presenza di particelle di diverse dimensioni. Quindi cominciò ad ipotizzare che il colore diverso delle varie soluzioni di oro fosse dovuto semplicemente al fatto che abbiamo dei campioni di particelle di oro di diverse dimensioni. E lui aggiunse troppo piccole per essere viste al microscopio. Ed era vero, non si riescono a vedere al microscopio ottico queste particelle, perché con un microscopio ottico, quando noi prendiamo un'immagine, vediamo qualcosa, di fatto noi stiamo andando a guardare la luce che viene riflessa da questo oggetto o che viene trasmessa che arriva da noi. La lunghezza d'onda della radiazione visibile sono ad esempio 530 nanometri, ok? Tra i 450 e i 650 nanometri. Questa radiazione ha una lunghezza d'onda troppo grande per interagire con una particella che è magari 5 nanometri grandi, quindi non riusciamo a vederla perché la luce non riesce a interagire, ad essere deflessa da queste particelle in maniera che noi la possiamo vedere. Interagisce, ma dà luogo ad altri processi. Ora, in realtà i vetri colorati non si fanno solo con le particelle metalliche, ma si fanno anche con particelle cosiddette di semiconduttori. E fra 5 minuti capiremo qual è la differenza fra semiconduttori e metalli. I vetri colorati, ad esempio con ossido di piombo, che hanno una bella colorazione gialla, erano noti sin dai tempi dei Romani. E infatti c'è un altro testo molto autorevole nel Medioevo che si attribuisce ad Eraclio, non Eraclito, Eraclio, ma in realtà è un testo a più mani, no? E in questo testo si descrivono tutte le ricette per fare una serie di cose, tra cui anche la produzione dei vetri. Quindi già dai tempi dei Romani si scopre che l'ossido di piombo può essere utilizzato come, diciamo, ingrediente per colorare l'oro di giallo. In realtà anche nel Rinascimento i veneziani erano bravissimi nel creare vetri di diverse colorazioni, impiegando tutta una serie di metalli e di ossidi e di semiconduttori. Nel 1892 compare questo brevetto, è interessante perché questo è scritto da Franz Wels di Klostergrab dell'Austria-Ungheria, ok? E questo signore qui che cosa fa? Disperde nel vetro una polvere finissima di solfuro di cadmio insieme a selenio e riesce ad ottenere dei vetri colorati con tonalità che vanno dal rosa fino all'arancio rosso fino al rosso. Difatti quello che lui fa sono delle nanoparticelle di una lega mista di solfuro e seleniuro di cadmio. Se c'è solo il solfuro, praticamente il colore è giallo, giallo, arancio, rosa, giallo rosa. Se c'è molto seleniuro, se c'è molto selenio, il colore vira sul rosso. E di fatto questa ricetta poi soppiantò tutte le ricette per fare i vetri colorati rossi con l'oro, che sono costosissime. Ok, noi sappiamo adesso che i vetri al piombo e i vetri al cadmio sono molto tossici, però scopriremo che in realtà il piombo è stato utilizzato in delle formulazioni fino a pochi anni fa, vi racconterò più tardi. Quindi, diciamo, a un certo punto però, tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento, iniziano i veri sconvolgimenti all'interno della fisica, no? Ai primi del Novecento sicuramente nasce la meccanica quantistica, ma
Già nel 1897 Thomson scopre l'elettrone. Ok? Questo chimico tedesco, Zsigmondy, nel 1925 riceve il Nobel per la chimica per i suoi studi sulle particelle colloidali. Okay? Quindi lo studio di particelle disperse in dei liquidi, ed è il primo chimico che spiega, che riesce a dimostrare qual è il processo dietro la formazione delle particelle di oro, ad esempio quello della porpora di Cassio. Nel 1927 c'è questa conferenza famosissima in cui parteciparono fra i più grandi chimici e fisici mondiali. Quasi tutte le persone in quelle foto hanno vinto un premio, uno o più premi Nobel, e quindi c'è grande fermento, nasce la meccanica quantistica, si inizia a capire meglio come i materiali interagiscono con il mondo esterno, qual è il comportamento della luce, qual è il comportamento delle particelle, e quindi si iniziano a mettere insieme tanti pezzettini di un puzzle molto complicato. Nel 1931, nel 1897 si scopre l'elettrone. Praticamente 34 anni dopo c'è già il microscopio elettronico. In questo microscopio noi non utilizziamo più la luce per osservare un oggetto, ma praticamente il microscopio elettronico è una colonna bestiale. Alla punta di questa colonna c'è un cannone elettronico che spara elettroni contro un bersaglio. Non è molto diverso da un tubo catodico dei vecchi televisori. Ok? Anche lì il tubo catodico, se vi ricordate bene, dietro, no? È fatto a pera e dietro alla fine c'è tipo una valvola, no? In realtà di là parte un fascio elettronico che va a colpire uno schermo fluorescente e ci dà l'immagine. Il microscopio elettronico è lo stesso, in questo caso gli elettroni interagiscono con i vostri nanocristalli e praticamente quelli che vanno a colpire i cristalli magari non riescono ad attraversarli, quelli che gli passano vicino passano oltre il microscopio e vanno verso una lastra fotografica. Quindi di fatto stiamo facendo un'immagine in proiezione del nostro oggetto, come se mettessimo una mano di fronte a una lampada e vediamo sullo schermo proiettata la nostra mano ingigantita, no? Il fascio elettronico fa esattamente questo. Questo è il mio nanocristallo, arriva un fascio di elettroni, alcuni passano attraverso e abbiamo in trasmissione l'immagine del nostro oggetto. E quindi questo finalmente permette di vedere quelle famose particelle che Faraday non riusciva a vedere ad un microscopio ottico. Nel 1959 Richard Feynman, uno dei più famosi fisici dello scorso secolo, tiene questo famoso discorso, There is plenty of room at the bottom, c'è tantissimo spazio laggiù, alla nanoscala. Okay? Quindi bisogna andare a indagare il comportamento degli atomi, delle molecole, perché di là verranno fuori le tecnologie del futuro. Taniguchi nel 1974 finalmente conia il termine nanotecnologie. Quindi possiamo dire che tra gli inizi fine degli anni 50 e metà anni 70 finalmente iniziano le nanotecnologie. Però bisogna arrivare al 1981 per iniziare a parlare di premio Nobel per i quantum dot. Ekimov, che è un fisico, che è un chimico in realtà sovietico, lavora al Vavilov Institute a San Pietroburgo, all'epoca a Leningrado, e è uno che vuole studiare i meccanismi di crescita delle nanoparticelle all'interno dei vetri. Quindi lui di fatto sta riprendendo delle ricette antichissime, dall'età del bronzo, dei medievali. Però lui adesso finalmente vuole cercare di capire qual è il motivo per cui, ad esempio, vetri preparati in diverse condizioni danno un colore diverso. E lui, dopo una serie di tentativi, si focalizza su un composto molto semplice, che è il cloruro di rame. Okay? Invece del cloruro di sodio, che è quello che usiamo in cucina, è il cloruro di rame. Prende dei sali di cloruro di rame, li discioglie nel vetro, fonde il vetro, cioè li mescola con il vetro, fonde il vetro e poi, diciamo, abbassa la temperatura, risolidifica il vetro, quindi si formano all'interno del vetro delle inclusioni di cloruro di rame. E lui scopre che a seconda della temperatura di cottura, della velocità con cui riscalda, raffredda e così via,
ottiene un vetro di colore diverso, però lui questa volta è uno scienziato, ha finalmente a disposizione una serie di strumenti, quindi analizza questi campioni ad un diffrattometro a raggi X e scopre che il colore diverso di queste particelle è dovuto alle loro dimensioni. Quindi particelle più piccole assorbono più nel violetto, particelle più grandi assorbono più nel blu. Queste sono particelle di semiconduttori, adesso vedremo che cosa sono. Quindi lui è uno dei primi che riesce a scoprire una correlazione fra proprietà ottiche e dimensioni di un nanocristallo. Se vogliamo, questi sono i primi veri quantum dots, ok? Un nanocristallo di semiconduttore che è così piccolo che il suo colore di assorbimento per ora dipende dalle sue dimensioni, è detto dal punto di vista dei fisici un punto quantico. Ok? Adesso vedremo perché. E elabora anche una teoria insieme ad altri fisici teorici al Babylon Institute, fra cui adesso vedremo Alexander Efros, sviluppa anche una teoria che spiega perché quando noi andiamo a investire con la luce un semiconduttore, ehm, il suo colore cambia a seconda delle dimensioni. Quindi elabora una teoria fisica per spiegare questo. Nel 1983, dall'altra parte del mondo, eh, ai Bell Labs, c'è Louis Bruce, che è completamente ignaro del lavoro che Ekimov stava facendo in Unione Sovietica. Siamo in piena guerra fredda, gli scienziati non si parlano, non fanno convegni insieme, e lui stava studiando nanoparticelle di solfuro di rame in acqua. È un periodo anche antecedente, non antecedente, successivo alla guerra dello Yom Kippur, gravi crisi energetiche, molti finanziamenti della ricerca nel settore delle fonti rinnovabili, e quindi lui, ad esempio, la sua ricerca era interamente dedicata a cercare di produrre con la luce delle reazioni chimiche per produrre delle molecole che magari possono essere usate come carburanti. E lui che cosa fa? Scopre, per caso, che una boccettina di questi nanocristalli di solfuro di cadmio, di colore giallo, se lasciati lì per qualche giorno, diventano arancioni. E quindi scopre che intuisce che questo processo di cambiamento di colore è dovuto al fatto che in quei 2 o 3 giorni in cui lui è stato impegnato a fare altre cose, i nanocristalli in un certo senso si sono mangiati a vicenda. Okay? I nanocristalli più piccoli sono stati smembrati da quelli più grandi, che ne hanno preso gli atomi e sono diventati più grossi. È un processo che si chiama Ostwald ripening. Okay? È un ingrossamento di chi è già grosso. Va bene? E quindi fondamentalmente lui capisce che questo è dovuto a un effetto di dimensioni. E quindi anche lui sviluppa, completamente ignaro del lavoro di Efros, una sua teoria del confinamento quantico, del perché questo avviene. Ora, finalmente dobbiamo arrivare a cercare di spiegare qual è la differenza fra un metallo e un semiconduttore. In un metallo ci sono tanti elettroni e voi dovete immaginare che questi elettroni sono disposti in degli scaffali e che non tutti gli scaffali sono pieni. Quindi quando un elettrone interagisce con la luce, quello che succede è che la luce è come se gli desse delle botticine a questi elettroni ed è in grado di farli saltare a dei livelli elettronici vuoti più alti, come se io facessi saltare delle palline a degli scaffali leggermente più alti. E questo avviene anche con quantità di energia molto piccole, quindi anche con luce nel rosso o nell'infrarosso. E quindi un metallo in generale assorbirà tantissimo energia, anche se gli date energie molto molto piccole. Ad esempio, se voi prendete un pezzo di metallo e lo mettete nel microonde, quel metallo diventa incandescente, no? Infatti non si mettono gli oggetti metallici nel microonde. Le microonde sono onde con un'energia bassissima, però in realtà nel vostro forno a microonde voi gliene date tante. Quell'energia è giusta esattamente per riscaldare l'acqua, però se ci mettete un pezzo di metallo, il metallo si riscalda tantissimo. In un semiconduttore invece,
gli scaffali pieni di elettroni, quindi i livelli elettronici occupati, sono molto distanziati dagli scaffali vuoti. Quindi se io volessi promuovere un elettrone ad un livello energetico superiore, quindi vuoto, dovrei dare un'energia che corrisponde a questo salto energetico. Quindi se illumino il mio oggetto semiconduttore con una lampada con un'energia troppo bassa, ad esempio nel rosso o nell'infrarosso, questo mio semiconduttore non assorbirà quell'energia, non riuscirò a promuovere quegli elettroni da quei livelli occupati ai livelli vuoti. Quindi avrò bisogno di una radiazione abbastanza energetica, ad esempio nel blu o nel verde, per far avvenire questa transizione. Che cosa succede a questo sistema? Nel momento in cui l'elettrone viene promosso ad un livello energetico più alto, si crea qui quella che si dice una lacuna, cioè una mancanza di un elettrone. Questo stato è metastabile, l'elettrone vuole tornare indietro. Quindi a un certo punto l'elettrone ritornerà indietro e restituirà quella luce che ha assorbito ad un'energia di solito leggermente più piccola. Okay? Questa emissione di luce è il processo detto di fluorescenza ed è alla base di tutte le tecnologie che stanno dietro i quantum dots, che adesso vi farò vedere. Quindi, cos'è un quantum dots? Adesso possiamo dirlo. Un quantum dots è un cristallo molto molto piccolo, un nanocristallo fatto di un materiale semiconduttore. Di nuovo, la differenza fra un semiconduttore e un metallo è che fra gli scaffali pieni e quelli vuoti nei semiconduttori c'è un salto energetico molto alto, nel metallo no. Ora, tutto quello che conta all'interno di questa lezione e che sono poi anche le scoperte di questi scienziati, è che quando io prendo questo mio quantum dot e lo faccio diventare più piccolo o più grande, il salto energetico che questi elettroni devono compiere per essere promossi ad un livello vuoto dipende dalle dimensioni. Se questo nanocristallo è piccolo, il salto energetico è molto alto. Se il nanocristallo è grande, questo salto energetico è più piccolo. Questo vuol dire che io basta che cambi le dimensioni del mio nanocristallo senza cambiare la sua composizione, perché la composizione è fissa, posso cambiare completamente in maniera molto radicale le sue proprietà ottiche. E quindi, ad esempio, qui avete una foto di 5 boccettine che sono piene di un liquido che contiene nanocristalli di CdSe, seleniuro di cadmio. È lo stesso materiale che abbiamo visto nel brevetto del 1892 dei vetri colorati, ok? Se si usa solo selenio. Il materiale è lo stesso, esattamente lo stesso, semplicemente da una boccettina all'altra cambiano le dimensioni dei nanocristalli. Nella boccettina, allora questa foto è fatta al buio, sparando contro le vostre boccettini una lampada ultravioletta, no? Quelle delle discoteche, quelle che vi fanno apparire con i vestiti tutti bianchissimi e così via, no? Se prendete una lampada ultravioletta, illuminate questi nanocristalli, brilleranno di colori brillantissimi che sono diversi a seconda delle dimensioni. Quindi si va da un nanocristallo di 2 nanometri che emette nel blu a uno di 4 o 5 nanometri che emette nel rosso. Come vedete, riuscite a coprire tutta la gamma spettrale del visibile. E quindi è chiaro, è evidente che questi nanocristalli potranno essere utilizzati, ad esempio, in applicazioni tipo display. Ok, attenzione. Ora, ci siamo dimenticati un altro vincitore del Nobel, perché ne abbiamo elencati solo due, Ekimov e Bruce. Bawendi era un postdoc nel gruppo di Louis Bruce, quindi fine anni 80, metà anni 80, fine anni 80. Quando lui andò a lavorare da Bruce, Bruce gli disse: noi riusciamo a fare questi nanocristalli che hanno colori diversi di emissioni, però le distribuzioni delle dimensioni sono orribili, questi nanocristalli non emettono bene luce, trova un metodo per farli venire meglio, okay? Più cristallini e così via. Lui ovviamente ci lavora tanto, fa alcune scoperte nel gruppo di Bruce, a un certo punto diventa professore indipendente all'MIT
e nel 1993 sviluppa in maniera completamente indipendente un metodo di sintesi colloidale, quindi in fase liquida, di nanocristalli di semiconduttori in cui il controllo delle dimensioni di questi nanocristalli è estremamente elevato. Quindi riesce a fare campioni di nanocristalli di distribuzioni di dimensioni molto strette, quindi che hanno uno spettro di assorbimento e un colore di emissione molto molto puliti, controllandoli addirittura a veramente delle dimensioni assurde. Ad esempio, questi nanocristalli più piccoli hanno un picco di assorbimento che è nell'ultravioletto e questi nanocristalli hanno un diametro di 12 angstrom, un nanometro, 1,2 nanometri. Quindi sono fatti di una decina, una cinquantina di atomi, ok? Fino ad arrivare a nanocristalli che sono di, ad esempio, 15, 12, 13, 15 nanometri, quindi sono fatti da diverse migliaia o anche centinaia di migliaia di atomi, con un controllo incredibile. Qui vi faccio vedere praticamente il principio un po' molto semplice dell'auto injection. Che cosa c'è? C'è un contenitore che contiene una parte dei componenti che servono per crescere i vostri nanocristalli, che è solitamente scaldato ad una temperatura molto alta. Ok? E a questo contenitore si mescolano poi altri componenti che insieme danno luogo a tutti quei mattoncini che servono per creare i nostri nanocristalli. Se questa roba fosse mescolata a temperatura ambiente, non avrebbe abbastanza energia per reagire. Per questo si usa un'iniezione a caldo. Qui vi faccio vedere praticamente un filmato in cui abbiamo appena iniettato questa roba qui e il colore di questo del liquido in quel pallone ha virato velocemente dal giallo all'arancio al rosso, adesso diventerà marrone. Ok, in questo processo, che questo è un video che abbiamo velocizzato, che può durare pochi secondi, ma possiamo anche farlo durare diversi minuti, noi praticamente nucleiamo e cresciamo dei nanocristalli a partire da una dimensione di pochissimi atomi, una manciata di atomi, fino a farli diventare molto più grandi. Questo è un po' la riproduzione della sintesi hot injection di Bawendi nel nostro laboratorio. Vedete, lì c'è un nostro ragazzo che sta armeggiando con praticamente un pallone di reazione. Questa camicia qui serve per scaldare quel pallone di reazione. A un certo punto, con la siringa, in questo pallone di reazione che può essere scaldato anche fino a 400 gradi, ok, c'è una miscela di molecole. Fondamentalmente sono quelli che noi chiamiamo tensioattivi, che non sono molto diversi dai saponi che noi utilizziamo. I saponi che noi utilizziamo praticamente si legano allo sporco con queste catene di atomi di carbonio e invece si legano all'acqua con queste teste qui, che si chiamano teste polari, e portano via lo sporco in soluzione in acqua, no? Nell'hot injection avviene il contrario. Questi tensioattivi si legano alla superficie del nanocristallo che sta crescendo con le loro teste polari e rivolgono queste catene alifatiche in soluzione. E il processo di sintesi avviene perché a quelle temperature, siamo ai 300-400 gradi, questi leganti, questi tensioattivi, non sono sempre saldamente ancorati sulla superficie dei nanocristalli, ma si attaccano e si staccano. Quando si staccano, un nuovo atomo può arrivare sulla superficie e contribuire a crescere il mio cristallo. Quindi è un legame dinamico che avviene in soluzione. Nel momento in cui io ho deciso che il mio nanocristallo è cresciuto ad una dimensione che serve per i miei scopi, che cosa faccio? Abbasso rapidamente la temperatura, fermo questo processo di crescita. A questo punto questi saponi rimangono saldamente attaccati alla superficie del mio nanocristallo e praticamente li stabilizzano. Evitano anche che i nanocristalli interagiscono tra di loro. È come se io mi metto addosso un cappotto che mi tiene lontano da altri nanocristalli e da altri agenti. Quindi questo è fondamentalmente il principio dell'hot injection. Quindi tutti i quantum dots sviluppati da Bruce, Bawendi e così via, è come se avessero dei capelli, perché hanno sulla loro superficie hanno un cuore fatto veramente del mio materiale semiconduttore, ma sulla superficie ci sono questi capelli
che sono i miei saponi che ho utilizzato per la crescita e che adesso mi rendono i miei cristalli stabili per altri processi. Posso anche cambiarli, sostituirli con altre molecole se voglio. Ovviamente la storia della chimica dei Nobel, della chimica e della fisica dei Nobel, non è fatta solo delle persone che hanno vinto il Nobel. Per farvi un'idea, Efros lavorava con Ekimov a San Pietroburgo ed è stato quello che gli ha sviluppato tutta la teoria del confinamento quantico. È stato il fisico che ha spiegato a Ekimov perché i suoi nanocristalli avevano un colore che dipendeva dalle dimensioni. Steigerwald è stato un chimico che ha lavorato anche nell'industria tantissimo e ha sviluppato tutta la chimica che serve per produrre tutta una serie di materiali a partire da molecole. Quindi lui studiava e sintetizzava delle molecole che poi degradava ad alte temperature, dando luogo poi alla formazione di nuovi composti. E quindi tutta la sua conoscenza è servita, ad esempio, a Bawendi per sviluppare la sua hot injection, perché quella roba che noi iniettiamo sono delle molecole che a quelle temperature si scassano, liberano degli atomi che vanno a crescere in nanocristalli. Chris Murray era lo studente che lavorava da Bawendi, che probabilmente ha inventato la hot injection nel suo laboratorio. Okay? Ali Satos era il mio capo a Berkeley ed è un chimico che era interessato non tanto a crescere questi nanocristalli, ma a capire come le leggi fisiche, quando io sminuzzo un materiale alla nanoscala, cambiano. Ad esempio, la temperatura di fusione. Se voi prendete un solido qualunque, prendete un semiconduttore qualunque, silicio, ok? Il silicio ha una sua temperatura di fusione. Ma se voi fate dei cristalli molto molto piccoli di silicio, la sua temperatura di fusione si abbassa notevolmente, perché questo materiale è fatto fondamentalmente di tanti cristalli molto piccoli e la maggior parte degli atomi è in superficie. Agli atomi non piace stare in superficie e quindi questo li rende molto più reattivi e abbassa la temperatura di fusione. E ci sono tante altre proprietà che poi Alivisatos ha studiato. Quindi come al solito, dietro un Nobel poi c'è un'enorme comunità. Le persone che vincono il Nobel sono solo la punta dell'iceberg di questo processo. Ora, in antichità, nel Medioevo, le varie sintesi di Ekimov, Bros, Bawendi e così via erano fondamentalmente focalizzate su pochi materiali, tipo solfuro di cadmio, CDS, tellururo di cadmio o selenuro di cadmio e così via. Ma nel corso degli anni i vari scienziati hanno studiato tutta una classe di materiali, praticamente tutti i semiconduttori possibili e immaginabili. Molti di questi semiconduttori sono interessanti perché magari non sono così tossici come materiali che contengono il piombo e il cadmio, e soprattutto un diverso materiale copre diverse regioni spettrali. Se voi dovete fare delle applicazioni nell'ultravioletto, allora probabilmente utilizzerete il selenuro di zinco. Se voi volete sviluppare dei rivelatori nell'infrarosso, probabilmente vi servirà il solfuro di piombo o l'arsenuro di indio, così via. Queste strisce che vedete qui, sotto ogni materiale, vi dicono in quale regione nello spettro della radiazione voi potete fare variare le loro proprietà fisiche. Quindi, ad esempio, l'arsenuro di indio potete farlo interagire con la luce già a partire dal rosso fino all'infrarosso abbastanza spinto, mentre questi materiali qua, a seconda più che altro dalla composizione chimica, possono interagire con la radiazione ultravioletta fino ad arrivare alla radiazione nel rosso. Quindi diciamo la tecnologia qui e la nanoscienza e anche lo studio di quali materiali sono più opportuni per una serie di applicazioni. Ora, quello che vi faccio vedere adesso è un filmato semplicissimo. Io ho dei diodi emettitori, dei LED bianchi che stanno emettendo e al di sopra di questi LED bianchi, al di sopra di ciascuno di questi LED, vi deposito alcune gocce di un liquido che contiene quantum dots, quindi nanocristalli di semiconduttori, di diverse dimensioni. È chiaro che voi
guardate, quei diodi in realtà non sono bianchi, emettono nel blu. Che succede? La luce blu, no? Io quando deposito quel liquido, quel LED è anche abbastanza caldo, il solvente evapora, quindi si deposita sul mio LED blu uno strato di nanocristalli che emettono ad esempio nel verde, nel giallo, nell'arancio o nel rosso, no? La luce blu del mio LED viene completamente assorbita dal mio nanocristallo e viene riemessa in una, diciamo, in un range spettrale che è quello legato al gap di questo semiconduttore, no? Più piccolo se il nanocristallo è grande, più grande se il nanocristallo è piccolo. E quindi il mio cristallo assorbirà interamente la luce blu, ma la rimetterà in un colore che dipende dalle sue dimensioni. Quindi può essere verde, arancio, rosso e così via. Qual è l'applicazione che molti di noi hanno in casa di questi materiali? Sono i televisori QLED. Nei televisori QLED, praticamente, almeno in quelli di prima generazione, che cosa succede? C'è questo è, diciamo, uno spaccato del vostro schermo. Ci sono vari componenti. Il componente più indietro possibile, quello sotto, di fatto è un LED blu, quindi il vostro pannello in fondo è un LED blu che emette luce blu che passa attraverso vari strati. In uno di questi strati ci sono dei nanocristalli che possono ad esempio emettere nel verde o nel rosso. Okay, parte di questa luce blu viene assorbita e viene riemessa nel verde o nel rosso. Parte di questa luce blu passa. Quale frazione passa? Ovviamente viene decisa dall'elettronica e anche da un pannello di cristalli liquidi che sta alla fine. Qual è il vantaggio di avere televisori QLED? Poiché l'emissione da questi nanocristalli è ha un colore molto puro, voi potete combinare, quando avete dei colori molto puri, potete combinarli in varie gradazioni e produrre una gamma di colori enormi. Quindi avrete dei colori molto belli, brillanti, ma soprattutto una gamma di colori enormi. Ora la tecnologia pian piano si sta evolvendo verso un sistema in cui ogni singolo pixel è un emettitore contenente quantum dots. Quindi la tecnologia adesso sta andando verso dei pixel molto molto piccoli, senza un pannello posteriore che eccita nel blu. Questo anche perché molto spesso quell'eccitazione nel blu di quel pannello contiene delle componenti che sono anche dannose per l'occhio, no? Quindi si va verso dei sistemi molto più ingegnerizzati in cui qui c'è veramente luce blu, verde e rossa solo dai quantum dots, nessuna componente dannosa, controllabile in maniera molto più precisa e con una gamma di colori ancora più ampia. Quali altre applicazioni possiamo avere nei quantum dots? Questa è un'applicazione molto interessante che stanno sviluppando varie compagnie, fra cui anche una startup in Italia. Qui avete, immaginate di avere una comune finestra, che può essere il cui vetro può essere un vetro o può essere anche fatto da un materiale plastico. Immaginate di avere, immaginate per così dire, perché in realtà dei prototipi si fanno già, all'interno di questo vetro i vostri quantum dots, quindi nanocristalli molto piccoli dispersi, un po' come facevano nel Medioevo, ma adesso lo facciamo bene, sappiamo esattamente quello che stiamo facendo. Questi quantum dots assorbono una buona parte della radiazione solare, quindi fra l'altro mantengono anche l'edificio fresco, la riemettono, ok, in un colore particolare, che può essere ad esempio il rosso, per dirvi. Questa luce emessa dai quantum dots viaggia soprattutto all'interno del mio vetro, per riflessione interna, arriva ai bordi del mio vetro dove ci sono delle celle fotovoltaiche estremamente efficienti, che soprattutto sono molto efficienti quando vengono colpite con quella luce emessa, di quel colore emesso da quel quantum dots. Quindi la vostra intera finestra è un collettore di luce solare, un concentratore solare. Le vostre celle fotovoltaiche non le vedete perché sono completamente nascoste nella, diciamo, zoccolatura della finestra e quindi immaginate di avere un intero edificio fatto così. Quindi un intero edificio diventa un collettore di luce solare.
Ma ci sono altre applicazioni, un po' sulla falsariga di quello che vi ho detto. Ad esempio, io posso immaginare di avere una matrice che ingloba questi nanocristalli. Questi nanocristalli, quando vengono colpiti da radiazioni ionizzanti, ad esempio i raggi X o i raggi gamma, oppure anche i positroni, ehm, questa radiazione ionizzante, voi dovete immaginarla come una radiazione con un'energia altissima. Quando colpisce il mio semiconduttore, genera uno sciame di processi all'interno e alla fine c'è un'emissione di luce. Okay, questo processo si chiama scintillazione ed è alla base di molti rivelatori a raggi X che vengono utilizzati per fare le indagini biomediche. Ora, qual è il vantaggio di farli con dei nanocristalli? Che uno può fare un rivelatore gigantesco, può fare una matrice gigantesca fatta di fatto di plastica, quindi può fare ad esempio un rivelatore per fare un'analisi biomedica che ha una forma, dimensione che ad esempio è più adatto al corpo di un bambino piuttosto che al corpo di un adulto. Oppure un rivelatore così grande e così efficiente che basta che ci passi un camion per un secondo, quel rivelatore, se in quel camion c'è un carico di materiale radioattivo, lo rivela immediatamente. Ok? Um, Ovviamente, quando vi ho parlato di nanocristalli, vi ho detto che i nanocristalli alla loro superficie hanno i capelli, hanno queste molecole che noi abbiamo utilizzato per la loro crescita. Ma in realtà noi possiamo prendere quelle molecole e scambiarle con altre molecole, ad esempio con delle molecole che sono in grado di, ad esempio, entrare in dei compartimenti specifici di una cellula. Quindi io ho diversi nanocristalli di diversi colori, ogni nanocristallo ha una biomolecola che è in grado di legarsi a dei recettori particolari di un compartimento di una cellula, quindi colorando questa cellula con quantum dots di diversi colori sono in grado di ottenere un'immagine molto molto ben definita dei vari compartimenti cellulari. Un'altra applicazione interessante, e qui si va più sul futuro, è quello della comunicazione quantistica e della quello che si chiama computazione quantistica, ovvero trasmettere messaggi o fare dei conti non più utilizzando gli elettroni nei circuiti, ma utilizzando i fotoni. Il fotone è praticamente la più piccola unità di luce che voi possiate immaginare, è un quanto di luce. I nanocristalli, i quantum dots, hanno una proprietà particolare perché sono in grado di emettere un singolo fotone per volta. Ok? Se noi siamo in grado, come molti gruppi stanno riuscendo, di manipolare lo stato di quel fotone, noi possiamo dare a quel fotone un'informazione. Quindi immaginate di avere una sorgente che emette singoli fotoni, ok, che viene spedita di qua ad un'altra stazione. Il mondo della meccanica quantistica è molto bizzarro, per cui se io, ad esempio, dovessi cercare di capire quel fotone che informazione ha, e quindi dovessi cercare di interrogare quel fotone, immaginate che sia un hacker che mi introduca fra la stazione emettitrice e la stazione ricevente. Se io dovessi cercare di captare quei fotoni e di capirne il loro stato, immediatamente ne cambierei l'informazione. E chi si scambia questi messaggi con dei fotoni, si scambiano non solo i fotoni, ma anche delle chiavi di interpretazione e così via. Quindi se qualcuno ha intercettato quella comunicazione, la stazione ricevente, ma anche la stazione emettitrice, scoprono che c'è stato un hacker. Ok? Quindi questa tecnologia è molto importante nel settore della comunicazione quantistica e della computazione quantistica. Non sempre i nanocristalli interagiscono con luce visibile. I nanocristalli, ad esempio, se prendete solfuro di piombo o tellururo di mercurio o arsenuro di indio, sono fatti di un semiconduttore diverso e questo semiconduttore assorbe ed emette luce nell'infrarosso. Per cosa si può usare questa luce? Beh, nell'infrarosso possiamo fare tante cose. Possiamo ad esempio fare visione notturna, perché la luce infrarossa, ad esempio, passa tranquillamente attraverso la nebbia. Possiamo fare riconoscimento facciale, perché la luce infrarossa ehm, che viene emessa dipende molto dalla temperatura del nostro corpo.
Possiamo fare indagini dei cibi, ad esempio, perché la luce infrarossa passa attraverso contenitori, altre robe, così via. Quindi c'è tutto un range di applicazioni nell'infrarosso. Queste si fanno già, ovviamente. Abbiamo già rivelatori, telecamere nell'infrarosso, ma sono costosissime perché sono basate su dei rivelatori che sono dei cristalli singoli di questi materiali. La tecnologia che invece produce questi materiali di fatto sotto forma degli inchiostri, perché voi avete un liquido che contiene queste particelle, permette di fabbricare questi rivelatori con dei costi bassissimi. Quindi, ad esempio, ci sono molte compagnie startup, e con alcune di queste noi stiamo collaborando, che stanno lavorando a fare delle fotocamere infrarosse che costeranno meno di $1 da implementare nei nostri telefoni cellulari, che sono basate sui rivelatori fatti di quantum dots colloidali. Quindi non è una tecnologia lontanissima, è dietro l'angolo. Questi nanocristalli che vedete qui sono, sono immagini a microscopio di nanocristalli di ossidi contenuti nelle nostre creme solari. Quindi c'è zinco ossido oppure titanio ossido. Questi nanocristalli assorbono luce nell'ultravioletto, ok? E praticamente la trasformano in calore. Perché la mettiamo nelle nostre creme solari? Perché assorbendo la luce nell'ultravioletto impediscono che questa luce dannosa per la nostra pelle arrivi alla cute, di fatto. E, parlando di creme solari, ehm, facciamo un salto di nuovo indietro e notiamo come, ad esempio, in realtà già di fatto nell'antico Egitto, e poi è stato ripreso anche nel Medioevo, nanocristalli si utilizzavano come cosmetici. Se voi andate a prendere questo manoscritto del medico persiano, di fatto riprende delle ricette antichissime che sono tracciabili fino al tempo degli Egizi, in cui di fatto una tintura per capelli ehm, nera, ok, è fatta mescolando polvere di ossido di piombo. Vi ricordate il piombo, ossido di piombo è giallo, quello che viene utilizzato per fare i vetri nel Medioevo, nei tempi dei Romani, e calce. Questa roba mescolata e messa tra i capelli li fa diventare subito nerissimi. E questo, eh? Dopo un po' pelati. Allora, il principio è questo. La calce, di fatto, vi degrada un po' i capelli, vi rovina la cheratina dei capelli e vi produce un po' di zolfo che reagisce col piombo e quindi localmente sui vostri capelli, dentro i vostri capelli, fa dei nanocristalli di solfuro di piombo che sono nerissimi. Va bene? Fa benissimo. Fino al 2018 negli Stati Uniti voi potevate comprare una tintura, una formulazione per capelli che si chiamava Grecian Formula, basata sul piombo. Esatto. Adesso usano il bismuto, quindi potete ancora comprare, fatto di nanocristalli di solfuro di bismuto, ma il processo è lo stesso. C'è una base che vi rovina un po' i capelli, vi degrada un po' la cheratina dei capelli, produce un po' di zolfo, fa dei nanocristalli di solfuro di bismuto. Ecco qua. Questa tecnologia che noi, di cui noi stiamo parlando oggi, non è solo la tecnologia dei quantum dots, non è solo riferita a nanocristalli che hanno ad esempio proprietà di assorbire o di emettere luce, ma anche nanocristalli che ad esempio hanno proprietà magnetiche. Questi nanocristalli, che sono sviluppati dal gruppo di Teresa Pellegrino, che fra l'altro è mia moglie, che lavora all'IT, sono dei nanocristalli particolari perché sono fatti da 3 sezioni. Ogni oggetto ha 3 sezioni. Ok? Guardate, questo nanocristallo ha una pallina di oro, che è quella più scura, una pallina di ossido di ferro e una pallina di solfuro di rame. Sull'oro è facile attaccare delle biomolecole e quindi è facile utilizzarlo come veicolo per veicolare questa particella in un compartimento ben specifico, quindi ad esempio all'interno di una cellula tumorale. L'ossido di ferro serve sia per rivelare questa particella attraverso risonanza magnetica, sia per fare quello che si chiama terapia ipertermica, cioè applicando un campo magnetico esterno alternato,
quella particella si scalda e quindi è in grado di ammazzare localmente una cellula tumorale attraverso un processo di ipertermia, quindi di fatto causa localmente una febbre. Quella particella di solfuro di rame, così per com'è, diciamo innocua, tra virgolette, però parte di quel rame può essere sostituito con l'isotopo rame 64, che ha un tempo di decadimento di 2 giorni, che emette particelle alfa e altra roba, che quindi localmente può diventare un altro killer per la vostra cellula tumorale. Di nuovo, qui non sempre noi inventiamo tutto da zero. Ci sono dei batteri, che sono detti batteri magnetotattici, che sono dei batteri che all'interno del loro organismo hanno cresciuto un filare di nanocristalli di ossido di ferro. Questi nanocristalli sono magnetici, interagiscono con il campo magnetico terrestre e praticamente servono a questi batteri come delle bussole per orientarsi all'interno dei laghi. Nanocristalli ci sono anche, ad esempio, nel processo di formazione, nei processi fotografici. Ho finito. Nei processi fotografici, ad esempio, nelle vecchie lastre fotografiche, voi avete praticamente un film di un alogenuro di argento, di solito è ioduro di argento, che quando è esposto alla luce localmente trasforma quel sale di argento in argento metallico. Lo iodio va via, poi voi che fate nel processo di sviluppo? Lavate via lo ioduro d'argento e vi rimane l'argento metallico e quella è la vostra, diciamo, foto, perlomeno nelle foto in bianco e nero. Quindi abbiamo fatto un lungo viaggio, siamo arrivati alla fine, siamo partiti dall'età del bronzo ai romani, poi al 1800 con con la produzione industriale di vetri colorati, all'esperimento di Faraday per l'oro colloidale. Questo oro lo ritroviamo ovunque, ad esempio in un test di gravidanza, quelle fascette rosse che voi vedete non sono altro che nanocristalli di oro che voi iniettate qui, no? Quando voi fate il vostro test, in realtà mescolate saliva o qualcos'altro con un reagente, quel reagente contiene nanoparticelle di oro. Se all'interno di quel liquido del vostro corpo ci sono degli ormoni e ci sono degli agenti patogeni e così via, quelle nanoparticelle di oro che hanno sulla loro superficie, sono state ingegnerizzate per avere dei ricettori particolari, si legano a questi, diciamo, agenti e se questi agenti sono praticamente presenti, fanno da collante fra questo tappeto di molecole depositato sulle vostre strisce e l'oro colloidale. L'oro si blocca lì e dà quella colorazione rossa. Se non ci fossero questi agenti patogeni qui o degli ormoni e così via, le vostre particelle di oro continuerebbero a scorrere, fluirebbero nel pozzetto e non avreste nessuna colorazione o solo la colorazione di una fascetta. Quindi abbiamo esplorato 3 millenni di nanocristalli e speriamo che vi sia piaciuto. Grazie Libero della interessantissima conferenza, ci hai fatto fare un bel viaggio sicuramente, questi nanocristalli praticamente dal del bronzo fino alla situazione attuale. Ci sono domande? Qualunque domanda, anche la più pazza. Mi sa di no. Per le celle solari, mi interessava Sì, il discorso della finestra per sì, capire come fare poi a prendere l'energia prodotta sì. o se non viene assorbito troppo, perché in giro ancora non li vedo i vetri con Sono dei prototipi. C'è una compagnia che si chiama Glass to Power, glass to power. Glass to Power, che è una startup di Milano Bicocca. Mm. Io sono fra l'altro un advisor di questa compagnia. Allora, Il CEO è Sergio Brovelli, che è professore a Milano, e stanno producendo dei prototipi. Adesso sono praticamente delle tegole così. sì. Se le interessa, le possiamo far fare un giro della compagnia, le possiamo far vedere. Allora, qui, Mi interessa, sì. sì, eccola qui, sì. Ecco, quella lì, grazie.
Sì, sì. Sì, a parte che le finestre sugli edifici non funzionano, sono meglio le facciate intere. Quindi. Sì, sì, vabbè. No, è molto interessante. Sì, sì. Quindi, cioè, aumenta l'efficienza del... Cioè, È un modo diverso per, soprattutto, non è un rimpiazzo del fotovoltaico no, classico, no, perché devo poi prendere l'energia, certo. quindi qui la mia cella solare è all'interno della finestra, Ah, io non la vedo. sul No, è bordo? sul bordo, è Ah, solo sul bordo. Quindi io, ad esempio, quella roba lì, quella finestra lì, potrebbe avere tranquillamente delle celle solari al sì, bordo. sì, ho capito, ho capito. Io non le vedrei. Chiaramente dove si applica questa tecnologia? Dove ovviamente non posso mettere delle celle solari in un palazzo, in un edificio, spesso non c'è la metratura per mettere una solar farm Però sul tetto. l'efficienza finale, cioè quantità di energia ricevuta, è proporzionale solo allo spigolo del vetro, essenzialmente. Quindi, Allora, in cioè, realtà un kilowatt, quelle cellette lì, siccome sono molto piccole, le posso fare di un materiale molto efficiente, molto più efficiente del silicio, ad esempio. a segnuro di Gallia, Ad buono. esempio, ad esempio. Però il totale costa eh, quintilioni, ecco, non so Eh, come dire, perché le celle solari devono costare niente, attualmente costano niente, sì, sì, poco, sì. insomma, Posso anche metterci il silicio, e avere comunque una resa minima. sì, Quindi, certo, però, a quel punto l'intero edificio è un collettore di luce solare, non è solo il tetto. certo, Quindi certo, la sì, sì. superficie è molto più alta. Ma ci sono tantissime tecnologie, ci sono anche i vetri elettrocromici. Nei vetri Quello elettrocromici, magari. praticamente, all'interno del vetro c'è un materiale che, a seconda del campo elettrico che si applica, quindi l'intero vetro Ah, è un sì, certo, condensatore, certo, si che applica un campo elettrico, cambia. quel materiale lo carichiamo, lo scarichiamo di elettroni e ad esempio assorbe tanto o molto poco nell'infrarosso. Quindi, ad esempio, in estate Ah, assorbirà quella componente infrarossa che capito. causerebbe un riscaldamento dell'ambiente interno. In inverno magari non lo accendiamo. Se no si potrebbero fare tante celle quadrate con tanti perimetri, poi collegarle tutte. Sì. Certo. Ah, Sì, sì, chissà. chiaro. Ma queste sono tante cellette piccole, non è che una Sì, sì, cella è no, una ho capito, striscia. certo. Di celle ne Ma sappiamo. se le interessa, le possiamo far vedere quello si fa in questa compagnia. ADT? Ah no, Questo è Glass è a to Power Milano. a Milano. Mi interessa. Ok? Sì, sì. Poi prendo l'indirizzo. Sì, sì. Sì, sì, la domanda. Una curiosità, ma non so se... Allora, c'è la possibilità di giocare su queste nanoparticelle che quindi possono emettere colori diversi. Sì. Li possiamo usare, ad esempio, per ricostruire un fotorecettore, un cono, un fotorecettore, un cono. In, Cioè, teor- se noi facciamo una retina artificiale, in teoria sì. sì, Allora, c'è... ma Allora, è le dico fattibile. quali sono i problemi. I problemi sono uno di tossicità, perché questa roba qui deve rimanere nell'occhio per sempre. E quindi un semiconduttore di solito, dopo un po', cioè non sarà il primo mese, ma dopo un po' comincerà Ho capito. a interagire e degli atomi si staccheranno e andranno a creare dei problemi. Però c'è un'altra startup e ci sono vari studi che sono stati condotti da Giulio Benfenati, che è docente qui, e da Fabio Benfenati, mi confronto sempre con Giulio Sandini, Fabio Benfenati e Guglielmo Lanzani del Politecnico di Milano. Loro hanno questo progetto molto bello della retina artificiale. Loro in realtà non iniettano nell'occhio delle particelle di semiconduttori inorganici, ma di semiconduttori organici. Quindi è un polimero organico che svolge il ruolo appunto di quei recettori ormai rovinati. Quindi il tutto si basa semplicemente nell'iniezione di queste particelle, queste arrivano in fondo della una iniezione retrooculare e rimangono lì e restituiscono una parte della visione. Anche lì, se vi interessa, Fabio Benfenati
ci si mai inviterà. Ce n'ha tante da dirvene. È nella lista dei conferenzieri. Sì, sì. È nella lista dei conferenzieri. Sì, sì. Perché non mettiamo questi quantum dot nell'incapsulante, magari in quantità minima, per fare uno shift di frequenza verso la zona più sensibile delle celle solari, quindi che ne so, dall'ultravioletto portarlo un po' verso il centro. Si può fare già con i materiali Ci fluorescenti. sono tante applicazioni. In realtà in quel settore si fanno molte le celle solari tandem, Sì, con i peroschiti, sì. con le peroschiti, ma non solo, con le peroschiti soprattutto. Uno potrebbe utilizzarli, sì, come filtri per cambiare l'efficienza. Certo. L'efficienza. Potrebbe essere un'idea interessante. Nell'incapsulante perché allora diventa un materiale di grande produzione, entra nella filiera industriale rapidamente. Sempre che Sì, durino nel tempo, ecco, poi quello è il problema. il punto è che bisogna studiarla bene là, perché i quantum dots di solito, i semiconduttori in generale, assorbono da una certa radiazione tutto quello che c'è ad energie più alte, lo assorbono, dopodiché lo tagliano completamente. Quindi bisogna vedere se quello... Poi lo riemettono però. Non sempre lo Non riemettono, se lo non tengono. sempre. Se uno li fa Scaldano. in maniera... Più che altro, per farli riemettere bene, ovviamente io non ho avuto tempo in questa presentazione di dirlo, bisogna fare delle strutture a cipolla. Intorno al quantum dot bisogna crescere uno strato di un altro materiale con una gap Che più alta, trasferisce. Sì. che impedisca che gli elettroni e le lacune vadano sulla superficie. Gli elettroni e le lacune si devono ricombinare all'interno del mio quantum dots. Quando le formo per fotoeccitazione, loro migrano. Ho capito. Se arrivano in superficie, reagiscono con altra roba e non si ha l'emissione. L'emissione di solito è poco efficiente. Quindi quando i quantum dots che vanno nelle TV, nelle robe, è roba altamente ingegnerizzata in cui ci sono 2-3 strati di cipolle, più un legante particolare, per evitare che ci sia questo processo di migrazione sulla superficie. Capito. Quindi questo fa salire Sì. molto i costi. Sì. Mi ha Quindi cancellato tutte le speranze. nel momento in cui uno deve fare questa roba qui, deve avere un quantum dots che deve mettere molto bene nella matrice, ma io poi quando faccio la matrice devo inventarmi un processo che non mi degradi il quantum dots, perché questa matrice, come la faccio? Per polimerizzazione, ma la polimerizzazione è un processo... No, sono già polimeri che... Ah beh, che poi uno ci ha ragione. Sì. Bisogna polimerizzarli, Certo, uno può fare dei prepolimeri, ma poi in qualche modo li deve polimerizzare e quello può rovinare molto i quantum dots. Quindi Capito. tutta la tecnologia lì è nel capire come fare questi compositi senza distruggere i dot. Va bene, grazie.